sono passati 50 anni e io 50 anni fa improvvisamente mi sono visto catapultato in questa parrocchia dove c'era questo vulcanico sacerdote che aveva tanti carismi e tanti doni per sapere avvicinare la gente e portarli al Signore. E quindi poi è successo quello che è successo e la mia nomina come parroco porta la data proprio del 6 maggio, anche se mi sono qui insediato come parroco con l'animo di rimanere, perché di tanto in tanto venivo già prima e poi ho continuato nei giorni così a venire, il 26 maggio. E con l'aiuto di Dio, cercando di navigare al meglio, perché io ho ereditato un sacerdote che è inimitabile forse, ho cercato di fare del mio meglio e adesso ricordiamo questo fatto rendendo lode grazie al Signore per i 22 anni trascorsi da Padre Seggio qui a Favara e soprattutto qui nella parrocchia San Vito. A 50 anni dalla sua tragica scomparsa, la comunità ecclesiale di Favara ha ricordato Don Giuseppe Seggio. Lo ha fatto ieri con una concelebrazione in suffragio presso la chiesa San Vito, la stessa dove Padre Seggio ha svolto il suo servizio pastorale fino a quando, all'età di 47 anni, venne ucciso con 7 colpi di pistola sparati alle spalle il 5 maggio del 1969 in via Umberto. Una morte tragica, quella di Don Sergio, che ha scosso positivamente il tessuto sociale favarese. Queste le parole di Don Diego Acquisto, che guida la parrocchia di San Vito, succedendo proprio a Seggio. Presenti ieri anche diversi fedeli e i familiari del prete. In famiglia ancora il ricordo è vivissimo ed era ancora più vivo quando erano presenti mia mamma, cioè la sorella, e mio zio Antonio, il fratello, se non che anche loro sono andati via e tuttavia in noi permane questo bellissimo ricordo di nostro zio. Anche perché la città di Favara e coloro che hanno frequentato questa parrocchia e tutti coloro che lo hanno conosciuto all'interno dell'azione cattolica continuano a ricordarlo e a rammentarne le sue opere all'interno del cattolicesimo favarese. Grazie, ribadisco, all'azione cattolica perché gli consentiva di riunire adulti e giovani per impartire l'insegnamento nella catechesi e stare con loro per essere da buon esempio, perché questo è stato mio zio per questa città e per questa parrocchia e per i giovani di allora. Un grande esempio di virtù, di onestà intellettuale ed è stato anche un uomo che ha propagato e insegnato la fede a questo paese. Don Acquisto, durante l'omelia, ha paragonato la figura del suo predecessore a quella di altre personalità favaresi che, spargendo il proprio sangue innocente, hanno prodotto molto frutto. Citando il Vangelo di Giovanni, Acquisto ha detto: «Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto». Il momento di ieri è stato organizzato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di questa parrocchia vuole ogni anno ricordare questa figura straordinaria che io mi rammarico, ma per ragioni anagrafiche non ho conosciuto, ma per quello che si dice, per quello che sono le pagine di storia scritte appunto da questo prete, per la sua missione svolta su tutto il territorio, ma non solo sulla parrocchia, sul territorio parrocchiale, ha dato veramente degli input di crescita affinché creassero quegli elementi di riscatto per i giovani e quindi dando vita a nuovi pensieri, a nuove riflessioni e a nuove azioni sul territorio. L'eredità lasciata da Don Seggio, ha detto Acquisto, la si può associare, magari con motivazioni, toni e modalità diverse, con quella di Gaetano Guarino, il primo sindaco di Favara del quale, il prossimo 16 maggio, ricorre il 73° anniversario del suo assassinio. In entrambi i casi, una folla ha riempito i funerali, segno di una tragedia che ha lasciato sgomenta un'intera città. Similmente anche il piccolo Stefano Pompeo, morto 20 anni fa per mano mafiosa, morti queste che seppur con circostanze e situazioni assolutamente diverse hanno dato uno scossone benefico alla cittadinanza favarese. Don Acquisto ha anche raccolto alcune testimonianze che nel tempo hanno raccontato l'operato e i funerali di Padre Seggio. Alla celebrazione, che ricade nella settimana della legalità che sta avendo luogo in questi giorni a Favara, hanno partecipato altri parroci del circondario, presente anche l'arciprete di Favara, Don Giuseppe D'Oriente. È stato un sacerdote che ha dato molto specialmente ai giovani e a questa parrocchia. So che era molto attivo, molto amato e qui ci vogliono di queste persone, anche perché sono quelle persone che formano la gioventù e la popolazione.
A me la sua figura fa ricordare quello che dice la Bibbia di Isaia. Dice: è importante che ci sia qualcuno che sa chiamare bene il bene e luce la luce. Ecco, sicuramente quest'uomo è stato vittima anche di violenza proprio perché era capace di annunziare le cose con spirito evangelico e con chiarezza e con, diciamo, quello spirito della verità.